a tutte quelle persone che hanno collaborato perché questo evento fosse possibile, per cui agli uffici comunali, all'assessore Doreto, naturalmente a tutte quelle persone che ci hanno lavorato. È una sera particolare perché è la fine di un percorso che l'amministrazione ha intrapreso, Caorle 25, 25 e 25, sulla violenza contro le donne. Credo che in una società in cui siamo travolti veramente dal narcisismo, educare al linguaggio del rispetto credo sia veramente importante. Noi ci stiamo provando come amministrazione, lo stiamo facendo con questo percorso, ma anche con Caorle Educazione, perché crediamo che prendere consapevolezza, avere consapevolezza, avere coscienza di un problema è importante, ma è soprattutto importante alimentare questa coscienza nel tempo, nell'arco di tutto l'anno, perché questo appuntamento non sia fine a se stesso, ma che sia solo l'apice e la continuazione di questo percorso, assieme, come dicevo, a Caorle Educazione e a tutto quello che stiamo cercando di fare per le nuove generazioni, ma non solo. Per cui ecco, io credo che questo sia un momento formativo per tutti noi, con uno sguardo che dovremmo avere e come ci proviamo con i nostri ragazzi. Per cui grazie di cuore ancora della vostra presenza e invito la nostra graditissima ospite Roberta Bruzzone a salire qui con noi. Grazie mille Sindaco e grazie a voi per essere qui. Buonasera Roberta. Eccoci. Buonasera. Mi aspetto la domanda che Belva si sente. No, la volevo fare alla fine. Me l'hanno già fatta 2 volte. Ma Roberta non puoi spoilerare tutto, vabbè, dai, era alla fine. Lo sgabello Comunque, più scomodo del mondo, non c'avevate delle poltrone qua? Ma è così perché così reagisci meglio. Sembra proprio pronti per scattare. Esatto, ma non mi rispondi però che Belva ti senti Ma stasera. io sono una tigre sempre, comunque, ci sono nata così e ci morirò. Bene. Più a lungo, insomma, il più tardi possibile, insomma. Provengo da una famiglia molto longeva, quindi conto di stare qui ancora a lungo a rompere i coglioni, insomma. Mi piace, ma ti abbiamo scelto proprio per questo tuo modo schietto di parlare. Grazie. Grazie dottoressa Bruzzone di essere qui. Grazie a voi dell'invito. Allora, oggi abbiamo l'onore di ospitare la dottoressa Bruzzone, figura di spicco nel suo settore, riconosciuta per la professionalità, le competenze e la capacità di comunicare in modo chiaro e schietto e in modo anche coinvolgente anche gli aspetti più complessi del proprio lavoro. Sì. Nel corso della sua carriera si è distinta per il rigore scientifico, l'impegno costante nella divulgazione e la capacità di mettere a disposizione... Bella questa presentazione, sembra che l'abbia scritta io. Guarda che è mia, non rubarmela, eh? ChatGPT? No. No, Okay. no, non ce l'ho fatta con ChatGPT. Vabbè. Di mettere a disposizione del pubblico conoscenze Posso stare in tecniche. piedi, perché questo cabello è la cosa più scomoda del pianeta, scusate. Stai come Veramente preferisci. scomodissimo. Allora, del pubblico posso finire? Sì, però Grazie. veramente una sedia normale potevate darmela. Ma poi non ti vedevano, Roberta, dai. Vabbè, sto in sai piedi, cosa no, fai? sto in piedi, veramente è scomodissimo Visto che questo. secondo me ci stai, siediti sul tavolino, dai. Forse è più comodo. Anche secondo me. Allora, a disposizione del pubblico conoscenze tecniche attraverso un linguaggio accessibile e diretto. Sì. Anche Confermo. tanto diretto, vero? Confermo. Il suo contributo nelle analisi, nelle ricerche e nelle attività di sensibilizzazione ha permesso di fare luce su tematiche sociali molto cruciali e di promuovere un dialogo costruttivo all'interno delle comunità. L'incontro di oggi rappresenta un'occasione preziosa per confrontarsi con una voce autorevole e per approfondire assieme a lei il tema che affrontiamo oggi, il lato oscuro delle relazioni. Questo lato oscuro tocca aspetti profondi e talvolta complessi dell'esperienza umana, dinamiche manipolatorie, dipendenze affettive, violenza psicologica e comportamenti tossici, che possono insinuarsi anche dove meno ce lo aspettiamo. Quindi questa serata ci farà uscire più consapevoli, avremo più strumenti, speriamo Roberta, per riconoscere alcune cose. Quanti di voi sono innamorati? Subito così, Roberta? No, voglio capire l'entità del danno che sto per fare. Ma Certo, l'amore è sempre una dica- cosa bella, certo, però. dipende. Sì, ma noi Dopo parliamo... stasera potreste avere una visione un po' diversa delle vostre relazioni. No, volevo avvisarvi perché... fai bene. Consapevolezza. No, la Può consapevolezza... anche essere un brusco risveglio, diciamo.
Io spero di no, va bene. Ci darei qualche strumento in più per riconoscere l'amore Sì, ma io vero, volevo ti piace? soltanto chiarire che non mi ritengo responsabile laddove domani mattina la vostra vita relazionale dovesse subire qualche contraccolpo. Che responsabilità. Mi pareva corretto. Ma l'avevo organizzato aprire però così. con un altro obiettivo sto incontro, non Ma per io separare. cambio sempre le carte in tavola, non sono mai la persona che puoi Bene. controllare o prevedere, qualcuno se n'è accorto anche recentemente. Insomma. Ma io lo sapevo già questo, lo sapevo. Possiamo iniziare con qualche domanda? Direi di sì. Perché il lato oscuro nelle relazioni esercita così tanto fascino? Anche nei media, nelle serie TV, cioè questo lato oscuro che tanti pensano sia... Però definisci lato oscuro. Quel lato oscuro, quel qualcosa che a volte diventa interessante per le persone, tra virgolette, come abbiamo definito prima, un po' fragili, no? Tu parli di questo aspetto in cui sembra un amore travolgente, in questo senso. Chiaramente. Un po' da serie TV. conflittuale, un po' travagliato, un po' da cime tempestose, se qualcuno... Sì, sì. Il problema grosso è che è proprio questo, il lato oscuro che tu, diciamo, caratterizzi in chiave passionale, no? L'hai Certo. definito interessante, in realtà è figlio del disagio, è figlio di una relazione disfunzionale. L'amore sano non dà questo tipo di picchi in alto e in basso, l'amore sano comunque stabilizza, ti fa sentire al sicuro, ti fa sentire al riparo da certe situazioni, ti rinforza, ti fa crescere, ti irrobustisce nei tuoi propositi, nei tuoi progetti, ti dà libertà. Quel tipo di relazione invece che hai descritto tu alla cime tempestosa, usiamo questo termine stasera che ci dà, cioè questa storia travagliata, quasi, no, quasi inafferrabile, no? Questa dimensione così travagliata e anche dolorosa ha a che fare col lato oscuro. Perché? Perché subentra una dimensione di dipendenza da quel tipo di legame. Non è un legame che si stabilizza, è un continuo alti e bassi, e l'alto e basso è la dimensione tipica della intossicazione neurobiologica. Per questo che ti sembra così interessante, come l'hai definito tu, perché quando c'è la fase positiva ti sembra che tutto il mondo in qualche modo ti sorrida, ti senti quasi onnipotente, un supereroe, una supereroina, però altrettanto rapidamente arrivi a picchi di angoscia e di paura perché quella relazione non è stabile e non lo sarà mai, perché l'obiettivo è quello di trattenerti in questo ciclo di alti e bassi per tutto il tempo. Questo lo rende apparentemente passionale, perché noi siamo abituati a confondere quella che è un'intossicazione biochimica con quello che si chiama innamoramento passionale. In realtà c'è la parte biochimica, certo, la nostra specie è assolutamente propensa a innamorarsi. Ce l'abbiamo fatta, sì? Io resto qua però. Tu resti sul trespolo? Sì, Fai la dai. pappagalla? Sì, Ok. no, faccio la belva. Ah, beh, io ho un'età e sto sulla sedia. E la questione è questa, che questa parte così travolgente, apparentemente molto intensa, così diciamo quasi indispensabile, quando la vivi è abbagliante, è qualcosa che ti assorbe completamente. Perché? Perché questo tipo di legame malato purtroppo all'inizio è molto abile a farti credere che sia un amore travolgente di quelli che avresti sempre sognato di vivere. In realtà quel tipo di legame, proprio per la modalità rapida, travolgente, euforizzante, dovrebbe metterci in guardia. Faccio un passo indietro. Cosa succede quando ci innamoriamo? Perché vi ho fatto questa domanda? Perché innamorarsi è, diciamo, tradotto in termini biochimici, è un'intossicazione di 3 sostanze in particolare, 4 diciamo, 3 in particolare. Dopamina, che è, diciamo, il neurotrasmettitore che media tutte le esperienze di gratificazione e non solo che noi facciamo. Ci piace una cosa? Pensate a una cosa che vi piace fare, possibilmente legale. Lo dico spesso, in quest'epoca è bene fare questa precisazione. Ma oppure un cibo che vi piace mangiare particolarmente, un'attività che vi piace svolgere, uno sport, che ne so, suonare uno strumento, qualcosa che vi dà gratificazione, vi fa stare bene. Questa sensazione di stare bene, di gratificazione proprio, è dovuta a un rilascio di dopamina. Questo vale anche nelle relazioni, purtroppo vale anche in tante condotte che invece generano dipendenza. Il meccanismo è lo stesso, è un problema di quanto è intenso e quanto è travolgente. Diciamo che la dopamina è, diciamo, il neurotrasmettitore della gratificazione e che la dipendenza è il lato oscuro del piacere.
A un certo punto qualcosa mi ha innescato questo circuito dopaminergico così tanto che non è tanto più un problema di piacere nel fare una cosa o nel frequentare una persona, ma non poterne fare a meno perché altrimenti cade il livello di dopamina, ci fa sperimentare angoscia, quella che si chiama astinenza. Non è altro che una caduta rapida di dopamina e quello genera quella sensazione di malessere, di dolore psicologico. Qualcuno di voi ha mai provato un attacco di panico? Se qualcuno di voi ha provato una crisi d'angoscia intensa, un attacco di panico, sa cos'è il dolore psichico. Ecco, il dolore psichico di questo genere è molto simile a quello che accade quando c'è una caduta repentina di dopamina, cioè non riceviamo più gli stimoli per mantenere quel tipo di livello alto. Poi c'è la feniletilamina, che è un po' una specie di anfetamina dell'amore, quella che ti dà quel senso d'urgenza, devo vederti, devo parlarti, devo stare con te. Ve lo ricordate, no? Molti di voi che ormai sono diventati cinici e quindi sono al riparo da questo tipo di esperienze, ma quelli innamorati hanno anche questa dimensione qua. Poi c'è l'ossitocina, chiaramente l'ormone del legame, fondamentale per creare un senso di intimità, e poi arriva la serotonina, che dovrebbe fare nelle relazioni sane. La parte iniziale travolgente passionale c'è. Normalmente il ciclo dopaminergico dura 18 mesi, 18-24 mesi al massimo, 2 anni, in 2 anni il ciclo torna a livelli fisiologici, entro i 2 anni, anche prima. Questo cosa vuol dire? Che perdi interesse per la persona? No, rimane un interesse anche di natura passionale, però il sentimento si consolida in qualcosa su un piano più emotivo, più elaborato, più affettivo, quindi c'è un'esperienza più complessa, l'amore si sedimenta, diventa relazione in maniera più stabile ed è la fisiologia di una relazione, che quindi la parte iniziale più esplosiva, più scoppiettante, gioco forza, dopo un po' comincia a scendere, non che non perdi interesse per la persona, ti continua a piacere, ti continua a stimolare, però non c'è più quell'urgenza dell'inizio perché piano piano queste sostanze si sono riequilibrate, quindi lasciano spazio a un'esperienza più strutturata della relazione. Nelle relazioni tossiche questo riequilibrio non c'è. Ecco perché dico spesso agli incontri pubblici, prima di scegliere di riprodurvi, cercate di aspettare la fine del ciclo dopaminergico, perché in quella fase diciamo che la vostra capacità cognitiva, razionale, si riduce drasticamente, diciamo che potete essere considerati semi-infermi di mente. No, davvero, perché la parte del controllo degli impulsi diventa un po' deficitaria, quindi si rischia di fare delle cose sull'onda della dopamina decisamente catastrofiche, come ad esempio fare figli con qualcuno che non si conosce a fondo. E quella credo che sia la madre di tutte le cazzate. Okay? Ci sono poche cose che un essere umano nella vita può veramente sbagliare in maniera catastrofica. Fare un figlio con la persona sbagliata è una di queste. Quindi consiglio pratico è datevi tempo. Le relazioni per svelarsi, per capire effettivamente che portata hanno e quanto se sono sane o meno, hanno bisogno di tempo. I manipolatori affettivi, soprattutto di natrice narcisistica, quel tempo non ce l'hanno, perché temono la verifica, perché vi bombardano all'inizio in maniera straordinaria. Sembrano la risposta a tutte le vostre preghiere, tutto quello che avete fatto voi, tutte le vostre esperienze, tutti i vostri gusti, i vostri interessi, incredibilmente sono anche loro. Si chiama mirroring, rispecchiamento, una tecnica manipolatoria infallibile. Vi propongono esattamente la versione di loro che voi volete vedere, ricopiando, ricalcando esattamente i vostri interessi, promettendovi di essere in grado di darvi tutto quello che sognate, apparecchiandovi un tavolo con veramente tutto il cibo più imbandito del mondo possibile e immaginabile, peccato che è di plastica, ma non avete il tempo di accorgervene, perché siete travolti da questa emozione proprio straordinaria. Perché? Perché all'inizio sono ipernutrienti, si chiama validazione fittizia, cioè vi portano come a specchiarvi in uno specchio truccato. Avete presente un po' le luci di Mediaset quando c'era la D'Urso? Che sembrava Voldemort, non c'aveva neanche... Era talmente una luce forte che appiattiva tutto. È bellissimo, lì sono tutti così, sembrano tutti eterna giovinezza. No, non è un problema di, calcolo biologico, ma è proprio un problema di luci che sono straordinarie. Quindi un po' uno specchio truccato, dove chiunque è portato a sentirsi molto meglio di quanto sia. Più bello, più bravo, più forte, più sexy, più intelligente. E in quello specchio, dopo un po' uno dice, caspita, mi ci voglio continuare a specchiare, è bella questa cosa, mi sento bene, mi sento nutrito, mi sento adeguato, mi sento davvero eccezionale. E questa persona che mi fa sentire eccezionale diventa il dispenser, il pusher di quella dopamina
con tutto il resto che abbiamo detto, che continua a ciclare, quindi continua a iperprodursi, fino a che chiaramente il nostro manipolatore un po' si stanca, perché sta roba, cioè indossare la maschera del partner perfetto o della partner perfetta, perché questa roba può valere tranquillamente in ambo le direzioni, dopo un po' si stancano, si stufano, perché è una roba dispendiosa, quindi hanno bisogno di portare l'altro rapidamente o l'altra a prendere delle decisioni possibilmente difficilmente reversibili. Stare insieme, andare a vivere insieme, sposarsi, fare figli, prendere insieme degli impegni economici, qualcosa che leghi in maniera complessa, in modo tale che a quel punto potranno finalmente cominciare a svelarsi per quello che sono, cioè potranno smetterla la recita del partner perfetto, perché è una recita. È per quello che vi dico prendetevi tempo, perché il tempo è, diciamo, un fattore straordinariamente protettivo rispetto al rischio di poter cadere in trappola di questi soggetti, anzi tanto più è travolgente e tanto più è proprio un bombardamento di stimoli, si chiama love bombing, quella che tecnicamente si chiama ipervalidazione ma viene chiamata anche love bombing. Perché? Perché è un'incessante profusione di stimoli meravigliosi, e questo è l'aspetto che all'inizio può catturare chiunque. Se qualcuno di voi qui oggi pensa ma a me non potrà mai succedere, guardate, è una pia illusione, perché in realtà dipende da chi incrociate. Se c'è qualcuno che chiaramente è interessato a voi e ha queste caratteristiche, diventa complesso sottrarsi, perché sono estremamente abili a agganciare le persone e a nutrirle. Chi è che di noi si tirerebbe indietro davanti a una persona che ci comincia anche a piaciucchiare un po' e che ci fa sentire unici e speciali, meravigliosi, insostituibili, irripetibili, che qualunque stronzata esca dalla nostra bocca è una roba candidata al Nobel, no? Quindi questo aspetto di ipervalidazione purtroppo è un meccanismo estremamente efficace e può, subdolo ma estremamente efficace, può agganciare chiunque. Anzi, soprattutto in un paese come il nostro, in cui, ai noi, soprattutto nei confronti della figura femminile, anche se insomma questo è, diciamo, un po' la cultura ancora oggi prevalente, moltissime donne sono portate ancora oggi, sono state cresciute con l'idea che stare con qualcuno significhi essere qualcuno, che per una donna la sua identità sociale in qualche modo debba dipendere dal fatto di essere la figlia di, la moglie di, la fidanzata di, l'amante di e via discorrendo. E questo l'abbiamo visto in tanti contesti. La subalternità certo non aiuta le donne a difendersi dai manipolatori, perché per una donna, molto più che per un uomo, un legame affettivo diventa parte integrante della sua identità sociale. E questo è il lato oscuro della relazione. Ma c'è un confine tra passione intensa, quindi quella di cime tempestose, e un'ossessione pericolosa? Beh, Cime tempestose è una storia di un'ossessione. Quel libro è un'ossessione, è una storia incompiuta che non riesce proprio a normalizzarsi perché è contrastata, e quindi la dissipazione dopaminergica non avviene, perché è sempre un tendere a pensare che quella persona sarebbe stato il partner ideale, perché non lo è mai stato il vero partner, quindi non ha consentito all'altro di valutarlo in una relazione reale e quindi perdere un po' l'aspetto idealizzante. È rimasto un amore puro, etereo, quindi perfetto. E questo che non ha consentito a quei due di dissipare questa relazione e normalizzarla. La realtà è che quello è un amore assolutamente disfunzionale. Ok, esempio cime tempestose, ma a volte superati i 2 anni c'è comunque una passione che va avanti. Sì, ma no? quella, non sto dicendo che dopo 2 anni No, il no. la butti via. Cioè, No, di sto solito dicendo no, che si fa una questa selezione risposta naturale. dopaminergica solitamente si riequilibria, cioè non vuol dire che non ti gratifica la persona, attenzione, ti continua a piacere, ti continua a gratificare, ti continua a eccitare, quindi è chiaramente una persona che ti piace tanto. Non c'è più quell'urgenza dell'inizio perché si è riequilibrato un sistema, diciamo, neurochimico che deve riequilibrarsi, perché è giusto che si riequilibri, è normale ed è fisiologico che lo faccia, e quando non succede che c'è qualcosa che non quadra. Ecco, come ne parlavamo proprio prima, no? Quando tu sei travolta e quindi da questo amore, però è un amore tossico. Io non lo chiamerei amore, io lo chiamerei assedio. Va bene, sei sotto controllo della tua passione, e arriva quella passione che diventa ossessione pericolosa. Quale potrebbe essere un campanello d'allarme per capire che sei già con il
piede nell'ossessione pericolosa. Ma l'ossessione pericolosa è bella che è servita, cioè quando io ho bisogno di sapere sempre l'altro dov'è, cosa fa, con chi è, se parla con qualcuno, se incontra qualcuno, qui siamo già nell'ossessione. Ma io penso che questo sia un modo per dimostrarmi l'amore, no? Che provano i miei confronti. Però vuol dire che hai bisogno di un terapeuta. È bravo anche. Ma abbiamo già detto che prendiamo Un pacchetto. un pacchetto prima. Ecco. Cioè, quello che tu chiami amore passionale, l'ipercontrollo, domande tipo dove sei, con chi sei, fammi la videochiamata, mandami la posizione, no? Tutta roba che è già nel perimetro dell'amore tossico, della relazione tossica, diciamo. Però io ci sono dentro e non lo vedo. E non lo vedi. Però attenzione, non lo vedi lato persona che subisce queste richieste o non lo vedi lato persona che agisce queste richieste? Perché sono due poli che bisogna affrontare un po' separatamente. Le subisco, no? Perché io sono innamorata, lui mi vuole controllare a tutti i costi. Il problema, lì entra una dimensione anche culturale e valoriale. Quante di voi, insomma, giovani e diversamente giovani, sono cresciute con l'idea che comunque per stare in una relazione, un giocoforza un po' della vostra libertà e autonomia, bisogna sacrificarla? Che è giusto accettare delle limitazioni imposte dal partner nelle proprie attività lavorative, nelle vostre frequentazioni, addirittura nello stile in cui vi abbigliate o vi truccate. Quante di voi considerano normale subire questo tipo di limitazioni o addirittura hanno problemi a comunicare al proprio partner di volersi fermare un po' fuori per bersi un aperitivo con le amiche e non lo fanno, o se lo fanno con timore di infastidirlo? E quella è già un perimetro di una relazione che non è simmetrica, non è sana, che però è spacciata per assolutamente normale, perché la maggior parte delle donne nasce e cresce in un contesto sociale, culturale, valoriale, educativo, secondo cui essere subalterne e quindi accettare che c'è un uomo che alla fine ha l'ultima parola sulla vostra vita sia non solo normale, ma addirittura auspicabile. Gli stereotipi di genere questo ci dicono. Quindi è chiaro che nel momento in cui una donna si sente, viene controllata in maniera serrata da un uomo, è più portata a pensare che quel controllo equivalga a cura, attenzione, a protezione, perché è una distorsione culturale e valoriale. Qualcuno che ti dice guarda che sta roba non ha niente a che fare con l'amore, questa è una roba che manifesta intanto un aspetto personologico fragile, perché il controllo, voler controllare la vita degli altri è un sinonimo affidabilissimo di un io fragile, e un io fragile di solito non è in grado di contenere la frustrazione, la trasforma in rabbia e la agisce sulla base di comportamenti aggressivi. Quindi il fatto che una persona pensi di avere il diritto di controllarti già te lo sta dicendo che ha dei problemi, ma seri. Quindi confondere quel controllo come vedi quanto mi ama, non mi lascia respirare, mi chiama in continuazione perché mi ama, no, ti chiama in continuazione perché è disturbato. E bisogna cominciare a dirlo, ragazzi, molto chiaramente, senza girarci troppo intorno. La esigenza di controllo sulla vita dell'altro è la cartina tornasole, la prova provata che quella persona in una relazione non ci sa stare se non la controlla in maniera ossessiva. E controllare non vuol dire stare in relazione. Allora, parliamoci chiaro, un amore sano presuppone una scommessa. Ciascuno di noi nel affidare la propria affettività a qualcun altro corre un rischio. Giocoforza corre un rischio, inevitabilmente, perché noi non possiamo avere il controllo della vita dell'altro o delle scelte dell'altro o dell'altra. Quindi se investiamo affettivamente su qualcuno ci assumiamo il rischio che quella relazione possa farci male. E siamo in grado di stare in una relazione in maniera sana se quel rischio lo possiamo correre, quindi ci affidiamo all'altro, un po' ne dipendiamo, ma in maniera sana, senza farci travolgere. L'amore sano ha una componente di dipendenza reciproca, inevitabilmente, perché passa attraverso la fiducia, cioè io consegno a te il mio cuore, la parte più preziosa della mia anima, voglio investire su di te, voglio costruire con te, sto investendo ma sto anche rischiando. Giocoforza, questo gioco è reciproco. I soggetti di questo tipo non rischiano perché improntano la relazione al controllo. Quindi l'altro non è più libero di muoversi, di fare la sua vita, di incontrare anche altre persone che astrattamente potrebbero anche piacergli di più di noi, no? Quindi automaticamente un soggetto sano questa possibilità e questo rischio lo corre perché ce l'ha lo spazio per stare in una relazione davvero. Un soggetto patologico disfunzionale questo spazio non ce l'ha e quindi che cosa fa? Non entra nella relazione, la controlla dall'esterno, quindi l'altro diventa una sorta di, come dire, prolungamento di sé
che deve essere costantemente tenuto sotto controllo, soggiogato, manipolato, portato a credere che quel controllo sia amore. E purtroppo in questo le donne sono maggiormente esposte al rischio di confondere i piani, perché vengono educate a pensare che la loro vita debba essere in qualche modo vincolata o assoggettata o funzionale alla vita di un'altra persona, possibilmente di sesso maschile. Quindi questo non le aiuta affatto. Ma allora, l'io fragile, il fatto che comunque culturalmente siamo abituati a pensare che siamo qualcuno solo se siamo la donna di, la moglie di. C'è questa dipendenza affettiva, ok? Cioè, come si può poi, come si collega ai comportamenti La distruttivi? dipendenza affettiva è una cosa un po' diversa. Quella di cui stiamo parlando adesso è un'impostazione socioculturale e valoriale educativa, che ti porta a pensarti subalterna. Vi faccio un esempio: 2020, Festival di Sanremo, Amadeus, ancora in Rai, sceglie 4 co-conduttrici per affiancarlo nelle serate sanremesi. Chiaramente piace, non piace, per carità, però Sanremo è la kermesse nazionale popolare più importante del nostro paese, indiscutibilmente. Poi ripeto, c'è chi la segue, chi non la segue, però quella settimana lì un po' l'Italia si ferma, no? Quindi è una passerella ambita. Amadeus sceglie queste 4 co-conduttrici, un'attrice, una giornalista, una soubrette, e tutte e 3 vengono presentate in questa conferenza stampa che introduce le serate sanremesi con i rispettivi percorsi curriculari di tutto rispetto. Quindi in maniera, cioè, si comprende che stanno lì perché è un po' una sorta di celebrazione di un percorso di carriera importante, solido, strutturato. La quarta è Francesca Sofia Novello, che è la compagna di Valentino Rossi, adesso non so se siano sposati o meno, comunque la compagna di Valentino Rossi, che viene presentata così, letteralmente, perché è la donna di un grande uomo, che tu dici, oh, io già che comincio a dire no, non andare avanti, ti prego, fermati. E, attenzione, non è neanche questo il suo vero valore, perché nonostante sia la donna di un grande uomo ha saputo stare un passo indietro, a destra, verso la cucina di solito. No? Ora, se nel 2020 il parametro della subalternità, che è uno dei parametri più amati dal patriarcato, no? Sia calato al femminile che al maschile, guarda che il patriarcato non è nella testa soltanto degli uomini, è radicatissimo anche nella testa delle donne. Il problema è in larga parte anche questo. E automaticamente questo era il suo valore, cioè il fatto di essere la fidanzata di Valentino Rossi, e questa cosa era talmente normale che venisse celebrata per quello che è stata resa come la motivazione della sua scelta. Cioè neanche hanno tentato di mascherarla sta cosa, l'hanno proprio esplicitata. Lei è lì perché è subalterna e non rompe i coglioni. Cioè il messaggio è stato questo, è stato devastante. Eppure è 2020, non 1920. Quindi evidentemente abbiamo un problema ancora molto molto serio, che è ancora in larga parte evidente, insomma, dalla figura femminile, per come viene gestita, usata, strumentalizzata, le problematiche delle politiche di genere, il problema dei compensi. Cioè questa è una società ancora profondamente radicata in una visione patriarcale che spesso e volentieri è radicata anche nelle donne, che quindi questo tipo di sistema purtroppo continuano ad alimentare nel crescere figlie con questo tipo di impostazione, a pensarsi dipendente, a pensarsi subalterna, a pensare che la tua vita da sola tu non la possa vivere in quanto donna, come se il pisello ti portasse ad avere un quoziente intellettivo superiore. Sappiamo che non è così per ovvie ragioni. Diciamo che le cellule più interessanti non sono lì, ma qualcuno non l'ha ancora capito, e quindi è un problema molto serio, dai giocattoli che proponiamo, dagli stimoli che proponiamo nella prima infanzia, dalle modalità con cui che utilizziamo per rivolgerci ai bambini, dai complimenti o dalle offese che muoviamo nei confronti dei bambini in base al genere. Se un maschio piange, una femminuccia, quindi una roba terribile, un maschio che piange, una femminuccia, quindi gli insegniamo che le emozioni i maschi non le devono assolutamente manifestare perché è segno di debolezza. Alle femmine che sono un po' più coraggiose, grintose e un po' più avventurose gli diciamo che sono dei maschiacci, cioè dei maschi che non ce l'hanno fatta, fondamentalmente. Quindi ancora adesso i complimenti che facciamo ai maschi o alle femminucce sono assolutamente emblematici di quello che ci aspettiamo da loro. La maggior parte dei giochi che forniamo alle bambine sono giochi che si fanno in casa, pentoline, tazzine, bambolotti e quant'altro. Sì, è così. Adesso abbiamo inventato anche la beauty skin care routine per bambine dai 6 ai 10 anni, perché è un altro parametro, no? Il valore di una donna si misura anche in base alla bellezza e alla gioventù, quindi se invecchi sei fottuta.
C'è gente che per inseguire questo parametro non è più biodegradabile. Non sappiamo come li smaltiremo questi qua, perché non si decompongono, non si capisce. Quindi è un problema molto molto serio. Ora scherzo in maniera diciamo anche abbastanza così black humor, però obiettivamente abbiamo un problema serio e non abbiamo minimamente cominciato a scalfirlo. Basta aprire un social media, Instagram, sembra veramente i filtri. Ora, se mi dite che il fatto di mostrarsi in maniera sessualmente ammiccante sia una forma di emancipazione, quando in realtà è ancora per l'ennesima forma di cercare di ottenere l'approvazione dell'occhio maschile, se quella è emancipazione, allora io sinceramente spero di cambiare pianeta il prima possibile. Non abbiamo capito niente, non abbiamo neanche, anzi abbiamo potenziato dei meccanismi altamente pericolosi ed è il motivo per cui poi passare da un legame tossico a una dipendenza reale è per le donne molto più facile, molto più probabile, perché hanno in sé radicati una serie di stereotipi, cioè di modelli proprio fondamentali che comunque nel dipingersi passive, subalterne, in qualche modo dipendenti, è molto più accettabile di quanto lo sia per un uomo. Tant'è vero che per gli uomini è più difficile chiedere aiuto in una situazione di questo tipo, perché devono anche scontrarsi con lo stereotipo di genere che non li vuole assolutamente in una condizione di subalternità nei confronti di una donna. Quindi hanno un ulteriore ostacolo nell'affrontare questa problematica, mentre per una donna vivere una situazione di dipendenza economica, psicologica, complessiva, per certi versi dal punto di vista culturale è considerato molto più normale. Secondo te esistono delle categorie di persone più a rischio di sviluppare una dipendenza affettiva? Beh, sicuramente, allora, fermo restando quello che ho detto all'inizio, che chiunque di noi può cadere in trappola con questo tipo di soggetti perché sono abili, non tutti abili nella stessa misura, però sono, diciamo, tendenzialmente alcuni sono molto abili, quindi possono bypassare agevolmente anche la resistenza da parte di chi tra noi ha una personalità più strutturata, anche perché ragazzi, chiunque di noi può attraversare momenti più complessi, no? Avere un po' qualche problema, un lutto, una malattia, una crisi personale, una crisi lavorativa, una situazione comunque difficile, no, da affrontare, e quindi anche quelli più strutturati tra noi possono vacillare. E questo tipo di soggetti ha una capacità incredibile, come quella degli squali, per fiutare il sangue anche a distanza di chilometri, nel fiutare la vulnerabilità, la sofferenza psicologica. Quindi anche quelli più strutturati possono attraversare dei momenti di maggiore fragilità che purtroppo li predispongono a fare questo tipo di incontri. Quindi attenzione a che si avvicina a voi o alle persone a cui tenete nei momenti di grande fragilità, perché potrebbe non essere esattamente la soluzione a tutti i problemi, ma anzi il problema principale che presto si svelerà come tale, quindi attenzione. Ma ci sono sicuramente tra noi delle persone che hanno dei tratti di personalità, quindi un funzionamento stabile, improntato a una maggiore dipendenza, quindi ma non la dipendenza affettiva, al disturbo dipendente di personalità, che è un'altra cosa, che è un modo di funzionare cronico del soggetto. Vi faccio un esempio: io studio una signora che seguiamo ormai da un po', che praticamente lei, che ha un disturbo dipendente di personalità molto grave, lei, se deve andarsi a comprare, che ne so, una maglietta, un paio di scarpe, deve portarsi dietro sempre qualcuno. Ma non perché non è capace a scegliere le cose che le piacciono. Il problema è che se una commessa sconosciuta le dice ma guardi che questa qua le sta benissimo, una ciofeca terribile, lei non è capace a dire di no, perché non riesce a tollerare di deludere l'interlocutore, anche se è una perfetta sconosciuta che le propone della roba immettibile. Quindi si deve portare dietro qualcuno che dice no, guarda, sta roba proprio no, perché altrimenti lei non ce la fa. Ecco, allora è chiaro che nel momento in cui, oppure probabilmente conoscete qualcuno tra di voi, nelle vostre amicizie, nelle vostre famiglie, che non riesce a scegliersi un paio di scarpe, una stupidaggine, se non c'è qualcuno che approva quella scelta. Ecco, questo vuol dire che c'è una personalità con tratti dipendenti, a volte col disturbo dipendente vero e proprio, che è un pianeta diverso rispetto alla dipendenza affettiva, è un altro mondo. È chiaro che soggetti di questo tipo si incastrano in maniera particolarmente favorevole con i manipolatori, questo sì. Mi aggancio a questo proprio. Ci sono episodi dove le vittime di violenza, e non parlo solo di violenza sessuale, ma le varie forme di violenza, anche quella psicologica, che fanno un percorso, escono da questa situazione un po' particolare, ma tendenzialmente ci ricascano subito. Ma ci ricascano con lo stesso soggetto o con soggetti diversi? Con soggetti diversi, nelle stesse dinamiche. Allora, il problema qual è? Che una volta che sei stato esposto a un trauma relazionale, perché di questo parliamo, una relazione diciamo torbida, oscura, disfunzionale,
non è semplicemente una relazione disfunzionale, è di solito terreno di coltura di traumi relazionali, quindi qualcosa, un'esperienza che ti cambia, che cambia proprio il funzionamento della tua mente, crea dei circuiti neurobiologici che tendono a riattivarsi molto più facilmente. Quando una persona viene traumatizzata, l'esperienza, diciamo, traumatica non si esaurisce nell'evento, modifica tutta una serie di meccanismi adattativi, spesso in maniera peggiorativa rispetto alla versione precedente al trauma. Ecco, la stessa cosa vale per i legami di questo tipo, perché creano un trauma relazionale vero e proprio. Quindi cosa vuol dire? Modificano il funzionamento del soggetto che è stato esposto a quell'esperienza. Cosa vuol dire? Che purtroppo questo lo espone ulteriormente a ricercare esperienze purtroppo di ripetizione del trauma, se quel trauma non viene affrontato e gestito in maniera adeguata, tende a riproporsi. Quindi non deve stupire che molte donne che abbiamo magari anche faticato a tirar fuori le esperienze precedenti negative, malevole e maltrattanti, in realtà poi te le ritrovi dopo 2 anni con uno che è anche peggio di quello di prima, perché c'è una sorta di meccanismo che ti porta a ripetere un certo tipo di copione, che spesso e volentieri comunque hai sedimentato nelle esperienze precoci della tua vita. Di solito quando abbiamo storie molto gravi di maltrattamento, sia da una parte dei carnefici che dalla parte delle vittime, abbiamo famiglie in cui questi modelli erano stati ampiamente praticati e quindi hanno formato una sorta di imprinting, un marchio a fuoco nei modelli, diciamo, relazionali, e sta roba purtroppo te la porti dietro spesso in maniera inconsapevole, ma tendi a rimettere in campo lo stesso copione. Magari scegli attori diversi, ma il copione è sempre lo stesso, ed è il problema che abbiamo con le donne vittime di violenza, perché il trauma relazionale spesso non viene gestito e quindi sono donne esposte a continuare a incontrare partner disfunzionali, a essere riagganciate con la bombing e a ripiombare nelle stesse dinamiche. Il profilo psicologico del manipolatore ha un profilo univoco o ha varie sfumature? No, abbiamo diverse sfumature sulla scorta di tante caratteristiche. Diciamo che l'impronta principale di solito è di tipo narcisistico, ma anche lì l'aspetto narcisistico può essere più open, più aperto, più evidente, più grandioso. Sono quelli che ci andate a cena insieme, ci parlate 5 minuti, non vi conoscono, qualunque cosa voi abbiate fatto l'hanno fatta prima di voi, meglio di voi, sicuramente la rifaranno. Sono quelli che vai in un locale vuoto e ti dice se non era per me no, non saremmo entrati stasera, no? Quelli che hanno bisogno di farti immediatamente capire che sono, diciamo, la parte migliore di quelli della conversazione, quelli che li saluti e ti dicono ciao, come sto, perché sono concentrati su di sé. Tu sei, nella migliore delle ipotesi, uno specchio che però deve rimandare l'immagine che loro vogliono, quindi di grandiosità, di eccezionalità, di seduttività, questa roba qua. Poi ci sono questi qua, per certi versi sono anche un po' più facili da in qualche modo individuare, perché questo aspetto del io emerge in maniera abbastanza evidente. Poi ci sono quelli più subdoli, i cosiddetti narcisisti vulnerabili. La mia collega, la Meia Canovi, parla di grammature di narcisismo, cioè in base a, diciamo, le caratteristiche di personalità. Il disturbo narcisistico vero e proprio può manifestarsi comunque a diversi gradi di compromissione e spazia in questi 2 macro aree, quindi quelli più open, quelli così overt, quindi dove c'è questo narcisismo dilagante, evidente, autoreferenziale, e quelli più cover, più coperti, più subdoli, più passivo-aggressivi, quelli che anzi apparentemente sembrano tutto tranne che narcisisti, dimessi, umili, attenti ai valori nobili, attenti agli altri. In realtà sono anche loro in cerca di palcoscenici, ma sono talmente terrorizzati dal giudizio negativo, dalla critica, mentre la prima categoria non gliene frega niente, cioè loro vanno avanti come i caterpillar, cioè l'importante è stare al centro della scena, come ci stanno non c'entra, non è così importante. Gli altri invece hanno il terrore di essere giudicati negativamente, quindi che cosa fanno? Cercano palcoscenici ma un po' più ridotti, che ne so, non sto dicendo che tutti quelli che fanno volontariato abbiano questo tipo di caratteristiche, per amor del cielo non voglio essere fraintesa, ma anzi la maggior parte sicuramente sono persone che hanno un genuino interesse verso coloro a cui dedicano tempo e attenzione. Però tra loro, con ogni probabilità, c'è anche chi sto genuino interesse non ce l'ha, ha capito che farsi vedere a fare quel tipo di attività, che ne so, a portare i malati a Lourdes, se vieni considerato una brava persona, vieni considerato positivamente, hai intorno delle persone che ti stimano perché sei comunque generoso e dai il tuo tempo agli altri, in realtà di questi altri non te ne può fregare di meno, ma l'idea di farti vedere in un contesto del genere e quindi essere valutato positivamente ti dà comunque una gratificazione, è il tuo palcoscenico. Sono quelli che ai funerali
vanno, anche se conoscono a malapena, forse neanche conoscono direttamente la persona deceduta, e sembrano quelli che soffrono di più, che uno si chiede, mamma mia, questo qua deve essere stato proprio legatissimo alla persona deceduta. In realtà non la conoscevano neanche, però quel momento lì, la disperazione recitata, ti mette al centro della scena, una scena che nessuno si sognerebbe di criticare. Chi è che si sogna di criticare uno che si dispera a un funerale? Nessuno, no? Però è al centro della scena. Quindi apparentemente si muovono su un perimetro di, diciamo, di umiltà, di attenzione per i deboli, di totale disinteresse verso il successo, quindi sembrano persone veramente per bene. In realtà sono ancora peggio degli altri, perché sono cattivissimi e sono in grado di prendere tutto quello che vogliono senza alcuna esitazione, sfruttando anche persone fragili per far credere di essere interessati a loro. Il lato oscuro, io sono convinta, Roberta, che tutti abbiamo un lato oscuro, no? Ma tutti noi Dentro di abbiamo noi, degli scheletri che teniamo lì Gli nell'armadio. scheletri magari è un concetto che non mi piace tanto, io non penso di avere scheletri sinceramente, penso di essere come tutti gli altri esseri umani in grado di provare emozioni negative. Sì, tu quello il lato oscuro lo vedi come un'emozione negativa. Un'emozione, la rabbia, la delusione, il desiderio di vendetta fanno parte della vita di ciascuno di noi. Poi c'è chi li agisce in un certo modo e c'è chi invece riesce a contenerli perché ha un io forte. Quindi per superare queste fragilità bisogna lavorare sull'io. Certo, ma quello è il segreto, cioè una struttura di personalità solida in grado di affrontare esperienze anche complesse, di migliorarsi, di potenziarsi, di evolvere. Quella è una personalità che difficilmente ti porterà a fare scelte devastanti o in qualche modo malevole verso l'altro, perché non hai bisogno di nutrirti del potere verso l'altro. Tutte le volte che hai bisogno di nutrirti del potere sull'altro e quindi cerchi qualcuno di più fragile da controllare, assoggettare, punire, violare, manipolare, vuol dire che il tuo io è molto fragile, per questo che hai bisogno di un potere che ti rassicura nella tua inadeguatezza. Una personalità forte non ha bisogno di questo, non cercherebbe mai di sopraffare qualcun altro, non ne avrebbe assolutamente bisogno. Quando questo accade è perché c'è un io fragile che ha bisogno di esercitare potere sull'altro, ma quando c'è questo tipo di bisogno c'è una personalità disturbata, profondamente disturbata alla base, in qualunque fase della vita, anche durante l'adolescenza o l'infanzia. Esattamente. Allora, io mi sono scritta qui 2 frasi che mi hanno colpito tantissimo quando siamo andati a scuola con lo sportello antiviolenza, abbiamo parlato con i ragazzi e abbiamo chiesto loro cos'è la violenza. La frase di un sedicenne che mi ha lasciato non perplessa, ma mi ha fatto riflettere è stato: la violenza è la paura di essere deboli. E ho detto, però, non indifferente questa frase. Ha una eccezionale sensibilità perché ha colto un aspetto fondamentale. È vero, la violenza intesa come potere sull'altro, no? Che non può sottrarsi a quel tipo di potere, è un'esperienza tipica che ricerca chi effettivamente è vulnerabile, fragile, che mette all'esterno quella vulnerabilità e la attacca proprio perché è una parte di sé che non tollera. Però l'ha detto e mi è piaciuta questa cosa proprio perché non l'ha detta nascondendosi, l'ha detta a voce alta davanti a un gruppo, era comunque un gruppo prevalentemente maschile, e mi è piaciuto tantissimo soprattutto il silenzio dei coetanei che hanno ascoltato questa frase e hanno un attimo provato a riflettere su questo. Poi bisognava stare ancora là altre ore. Un'altra frase che io trovo molto, molto profonda è il fatto che la violenza non è un fatto privato, ma è una sconfitta per la collettività. Ne parlavamo prima. Noi come amministrazione organizziamo comunque degli incontri per parlare, per capire, per dare degli strumenti come quello di oggi alla comunità per affrontare alcuni episodi, alcune situazioni di violenza, e non parlo solo di violenza sessuale, ma violenza economica, violenza psicologica, e sentirmi dire bello, ma non vengo perché non mi riguarda, questa cosa mi lascia senza parole, perché io credo che quando ci sono degli episodi forti di violenza
non sia una cosa che riguarda solo chi l'ha fatto o chi l'ha subito, ma sia anche un qualcosa che riguarda un po' tutti noi e ci faccia riflettere un po' su questo. Guarda, questo è un paese in cui una donna su 3, secondo me è una stima per difetto, nell'arco della vita, una donna dai 16 ai 65 anni su 3, ripeto, nell'arco della vita ha subito almeno un episodio di vittimizzazione. Quindi sì, sono d'accordo con quel ragazzo che ha detto la seconda frase. È una sono due maschi, è anche una questo è questione che riguarda importante. tutti, una questione pubblica, sono d'accordissimo, anzi credo che sia una chiave di lettura straordinaria per un ragazzo così giovane che abbia compreso un aspetto così centrale che sfugge a molti adulti, anche tra quelli che dovrebbero governare in questo paese da tanti anni. Adesso non sto parlando di uno specifico governo, ma che effettivamente non hanno capito, ma dagli ultimi 50 anni, insomma, no? È una questione che riguarda tutti, assolutamente sì. Il fatto di chiamarsi fuori dalla partita è un problema enorme, perché nessuno di noi lo è, perché comunque quel tipo di violenza, anche se non in maniera così manifesta, perché noi spesso riteniamo violenza solo ciò che si può vedere e misurare, quante lesioni, ossa rotte, lividi, in realtà quella è la parte estrema, ma neanche forse quella peggiore, perché quella molto più permeante, molto più limitante, molto più purtroppo in grado di mutilare la vita delle persone, quella più psicologica, quella legata a il portare una persona a credere di non poter fare senza quel legame e a tollerare in quel legame qualunque tipo di sopruso, angheria, umiliazione, vessazione. Ma e annientare quant'altro. una persona penso sia un'azione molto forte, no? Tramite la violenza. Indubbiamente, ma quanti di voi possono magari imbattersi in situazioni che possono effettivamente essere situazioni potenzialmente maltrattanti? Abbiamo avuto recentemente il caso di Pamela Genini. Pamela Genini aveva raccontato a mezzo mondo dei suoi amici quello che subiva, aveva mandato le foto con i lividi, le botte, era andata all'ospedale, aveva risposto a un questionario che nasce proprio per stabilire il rischio di escalation, quindi di morte, e ha risposto in maniera adeguata, quindi ha chiesto aiuto. Poi quel questionario non si è capito che fine abbia fatto, a un certo punto si è fermato, quindi nessuno ha preso in carico questa ragazza, che sappiamo bene che fine ha fatto. E del resto era ampiamente probabile che quella fine facesse, date le premesse. Nessuna delle persone che era a conoscenza della sua situazione ha pensato di poter fare una segnalazione, in realtà la legge lo prevede, ma a prescindere che la legge lo preveda, e questo ve lo dico, quindi non avete più nessuna scusante, cioè dovrebbe essere una questione morale che ti porta a intervenire, proprio perché non è una questione privata, proprio perché ciascuno di noi ha un potere infinito di poter aiutare, sostenere, spezzare un circuito violento, semplicemente con la sua presenza, con la sua testimonianza, con il voler parlare, con il voler sostenere la vittima. Quanti di voi sono a conoscenza di storie familiari, magari anche nel proprio circuito, no? Di amicizie, di conoscenze, di famiglia, in cui probabilmente qualcuno subisce delle vessazioni, qualcun altro quelle vessazioni le agisce deliberatamente in maniera sistematica pensando di avere il diritto di limitare le occasioni, la vita, le opportunità della compagna, della moglie o dei figli, e noi questa cosa la tolleriamo senza nessun tipo di problema. Quante volte abbiamo sentito magari uomini parlare in maniera sprezzante di donne, colleghe, amiche, familiari, mogli, pensando che tutto sommato fosse normale. Questo è il patriarcato, non è che dobbiamo andarlo a cercare tanto lontano. Io trovo importante sentire anche la vostra voce, perché Roberta è qui anche per rispondere alle vostre curiosità, alle vostre domande, quindi chiedo se c'è qualcuno che ha delle domande da fare alla dottoressa Ragionate Brozzone. bene che sia una domanda intelligente. Ma qua abbiamo solo persone intelligenti perché sono venute ad ascoltare Guarda, te, io Roberta. faccio questa premessa perché ti assicuro che anche le persone intelligenti a volte Sì. ci stupiscono non in maniera favorevole. C'è qualcuno che non vuole... cominciatemi a dire, vi prego, però anche gli uomini, perché sennò cioè, veramente diventa... Stasera parliamo di altro, parliamo di numeri che non lasciano spazio a chiavi interpretative alternative, quindi se qualcuno di voi si sente di dire però anche gli uomini, sì, anche gli uomini ogni tanto vengono maltrattati, certamente la violenza psicologica e la manipolazione li riguarda anche come vittime, siamo d'accordo tutti, però stasera siamo un po' su un altro tema, ok? Li hai zittiti tutti, Roberta, guarda. No, perché puntualmente salta fuori ma noi uomini,
donne cattive, brutte, streghe, bruciamole tutte. No. Allora, succede certamente, ma siamo a livello di dati, non è comparabile la problematica, quindi credo che parlare di violenza sugli uomini stasera sia un po' perdere un'occasione. C'è una coraggiosa, Roberta, non mangiarla, eh? No, ci provo. Buonasera. Allora, si parla tanto di violenza in questo periodo e a Caorle abbiamo fatto tanto quest'anno, anche gli altri anni. Mi domando, nel resto dell'anno ci si pensa meno? E cosa pensa lei dell'educazione sessuale o all'affettività che dovrebbe essere fatta nelle scuole? Ma guardi, io penso che qualunque occasione in cui questi temi vengono trattati da persone in grado di farlo, prima criticità, cioè non ci può andare chiunque a parlare di questi temi. Quindi bene che se ne parli a scuola, è un'occasione in più per fornire strumenti, spesso e volentieri le famiglie sappiamo che non sono proprio esemplari sul punto, quindi va bene se la scuola subentra per certi aspetti su questi temi, che però devono essere affidati a persone che hanno una capacità di comunicazione e di incisione nella mente dei più giovani adeguate. Quindi è bene che questi temi però vengano affidati a persone in grado davvero di trattarli in maniera incisiva e carismatica, perché altrimenti rischiamo veramente di trasformare sta roba in l'ennesima materia che non porta a niente. Quindi va benissimo come esperienza. Pensare però che l'educazione sessuoaffettiva a scuola sia la panacea per risolvere il problema, credo che sia una soluzione un po' ingenua. Che se ne possa parlare in maniera incisiva e utile, certamente. Che sia parte di un progetto e di un programma che però deve coinvolgere a piani molto più ampi e soprattutto le famiglie e lavorare sulla prevenzione e sulla creazione di modelli alternativi tra i generi, credo che questa sia la soluzione reale. Quindi l'educazione a scuola è sicuramente qualcosa che qualche frutto sicuramente è in grado di darlo. Pensare che sia questo il modo per risolvere una problematica culturale così radicata che ci accompagna da circa 6.000 anni mi pare un po' ingenua come strada. Allora, come c'è l'area storica, geografica, eccetera, secondo me ci dovrebbe essere proprio un'area dedicata all'affettività e al rapporto con gli altri, che non è una lezione che faccio durante la settimana, è un modo di rapportarmi con gli altri. Quindi dell'altro sesso, quindi dovrebbe essere fatto. Ma scusi, ma questa roba qua non dovrebbero insegnartela a casa tua? Sì, certo, cioè, penso, ma anche a scuola penso, è importante, no? Penso, sì, però voglio dire, a scuola posso perfezionare alcuni aspetti, perché non è che a scuola c'è un programma, va fatto quello, cioè non credo con tutta la buona volontà che ci possa essere chissà quale spazio a questa materia, no? Io credo che quello che lei ha detto è sacrosanto, ma pensare che sia la scuola a dover assolvere questo compito io non ho delegato la scuola, non ho ottimissimo. parlato di delegare la scuola. Prima mi ha fatto la domanda sulla scuola. Sì, ho capito, ma Quindi non ho ho esteso delegato la la questione alla scuola, impropriamente. Lo ritengo una cosa importante, no? E no, è fondamentale, ma ripeto, non è importante, è fondamentale educare all'affettività, ma dovrebbe essere qualcosa di cui si occupano le famiglie. La scuola può fare sicuramente qualcosa, ma se alla base non c'è una famiglia che quel tipo di impostazione non è in grado di gestirla in maniera autonoma e adeguata, la scuola non può fare i miracoli. E pensare che la scuola debba assolvere un compito educativo primario che spetta alla famiglia mi pare un po' pericolosa come strada. Insomma, a stare al mondo dovrebbero insegnartelo a stare a casa tua. Di solito. Di solito è così, e l'affettività è parte delle regole per stare al mondo, una parte fondamentale. Se non te la insegnano a casa è un po' difficile che la scuola possa fare il miracolo. Non si preoccupi, non vada in angoscia per un po' di... Ci sono cose peggiori nella vita. Salve. Prego. Con l'avvento dei social media e comunque l'aspetto Ok, mi sono persa. Comunque con l'avvento dei canali di true crime e del successo comunque che hanno, perché guardiamo tipo Elisa True Crime o cose del genere, c'è più il rischio di emulazione oppure possono effettivamente incentivare una sensibilizzazione al tema? Allora, non credo né l'uno né l'altro. Non credo che ascoltare il true crime, poi chiaro devi anche scegliere
chi lo fa, come lo fa, c'è un sacco di ciarpame online, quindi Elisa True Crime mi pare una brava professionista che racconta molto bene delle storie, è una narratrice, non credo che abbia né l'intenzione né l'ambizione di formare o dare indicazioni, lei racconta delle storie, lo fa molto bene, sono contenuti sicuramente accattivanti, ma non è che entra nello sviscerare delle dinamiche, perché chiaramente fa altro nella vita, non è psicologa, non è criminologa, fa il suo e lo fa bene, per carità. Non credo che ascoltare le sue storie possa portare a sviluppare interessi particolari nel commettere dei reati. Commettere un reato vuol dire avere alla base una personalità con determinate caratteristiche, non è che ascoltando le storie degli altri, se già non hai tu di tuo un elemento che ti possa portare a sviluppare quel tipo di progetto, banalmente ascoltare delle storie ti possa trasformare a questo livello, assolutamente no. Non credo nemmeno che serva a sensibilizzare più di tanto, perché al netto di raccontare delle storie, per sensibilizzare nelle storie ci devi entrare con contenuti diversi, per far comprendere che effettivamente qual è il messaggio, qual è il meccanismo, effettivamente come riuscire a disinnescarlo, che è un modo diverso, diciamo, di raccontare le storie. Quello lo può fare un professionista, insomma, della psiche, del movente, un aspetto più di approfondimento. Quindi True Crime francamente fa il suo, nel senso che racconta delle storie in maniera più o meno qualitativa a seconda di chi quelle storie le racconta. C'è anche un sacco di gente che mistifica, non capisce niente, ha informazioni parziali, crea illusioni, sollecitazioni assolutamente false, quindi attenzione, perché anche lì c'è veramente tanto materiale negativo, però non credo che di per sé possa sensibilizzare più di tanto, insomma. Per sensibilizzare vuol dire entrare in un meccanismo, spiegarlo, sviscerarlo, approfondirlo. Ecco, questo tipo di contenuti non mi pare che faccia questo. Tutto qua? O sei stata troppo brava e quindi hai Tendo a dato privilegiare tutte... questa opzione. No, se ci sono altre domande, qualche minuto ancora ce l'abbiamo. Certo. A me l'importante è che passi un concetto abbastanza chiaro. Fate attenzione alle fasi iniziali delle relazioni. Prendetevi tempo per conoscere chi avete davanti, cercate di conoscere veramente chi avete davanti anche nei momenti di difficoltà. Non vi fate abbagliare dal tutto troppo bello per essere vero, perché questa è la parte più pericolosa. Se riuscite a prendervi un po' di tempo, a rallentare un pochino, anche nel momento in cui obiettivamente lo so che è complesso, perché è molto gratificante quella fase, ma se vi prendete un po' di tempo, cercate di respirare, di non farvi travolgere, vi darete il tempo di capire chi avete davanti, e quello potrebbe fare davvero un'enorme differenza nella parte poi successiva della vostra vita, perché cadere in trappola di un manipolatore può voler dire bruciarsi anni interi, può voler dire arrivare in situazioni drammatiche, può voler dire rischiare di essere uccisi o di uccidersi, come succede spesso. Quindi attenzione. Buonasera dottoressa Bruzzone, io la seguo da tempo e la stimo moltissimo, ed è da moltissimo tempo che volevo farle questa domanda. Quando una donna si rende conto di essere vittima di un manipolatore maligno e quindi anche iniziano delle fasi di aggressività violente e chiede aiuto allo Stato e denuncia, spesso e volentieri ci troviamo nella posizione di vedere vittime di omicidi, perché la donna non viene tutelata con un sistema di leggi funzionale. Allora, io ho un'idea per una rivoluzione nella legge che potrebbe portare un cambiamento, ma è un'idea aggressiva, cioè mi piacerebbe che... Quasi paura adesso. Sì, credo di essere peggio di lei. Nel senso, difficile, ma vediamo. credo che il braccialetto elettronico ci sta tutto quando prende, se la compagnia telefonica prende o non prende non si capisce, ma una bella pistoletta da borsetta da fornire alle donne vittime di violenza con... No, guardi, mi sembra una roba non solo non praticabile, ma anche addirittura pericolosa. Ma aspetti che finisco la mia idea. Guardi, mi sembra già abbastanza chiaro dove vuoi andare a parare. Non posso
assecondare questa roba, non è che Con- trasformando le donne in aspiranti killer risolviamo il problema. No, ma quando sono vittime di Vedi che avevo fatto bene a fare la precisazione iniziale. di accuse, no, ma quando sono vittime di Guardi, io le do un violenze- consiglio, non proceda oltre. No, non si può fare, secondo lei No, questa assolutamente cosa? no, e anzi se lo leva proprio, Come se lo levi proprio dalla autodifesa, testa. dico, però. Ma assolutamente no, ma non scherziamo. Vabbè. Signora, non scherziamo. No, ma non è un'idea, diciamo, scherzosa. la No, mia. l'ho capito che non è un'idea scherzosa, per questo che le dico si fermi. È una provocazione, ovviamente, ma nel senso che cosa può fare di più la legge per tutelare le donne Ma vittime guardi, di certamente violenza? non armarle. Questo mi sentirei di escluderlo. Anche perché guardi che maneggiare una pistola senza essere addestrato, senza avere una certa forma mentis, rischia addirittura di diventare un ulteriore elemento di rischio. farei anche- Ok? Quindi una roba che deve proprio levarsi dalla testa, ok? Cancelli questa cosa, Sì. si faccia una bella dose di dopamina su altre robe, ma non su questa. Avrei previsto anche dei corsi di Ci formazione mancherebbe altro, su... guarda, ci manca solo. Corsi per aspiranti killer di uomini, vabbè. Dai, su, ma non si rende conto mentre esplicita quest'idea a voce alta che è folle? No. Non No. si può fare, quello che possiamo fare è cercare di insegnare alle donne a difendersi dalle relazioni malevole, a riconoscerle precocemente, a segnalare il prima possibile, a non tollerare nessun tipo di abuso e di sopruso già dai primi che si manifestano. Questa è la strada per intercettare la violenza prima che arrivi chiaramente a livelli importanti, a volte irrimediabili, non certo armando le vittime, insomma. Bisogna armarle dal punto di vista della consapevolezza, quella è l'arma che io mi sento assolutamente di cercare di potenziare in ciascuno di noi, in ciascuno di voi, ma quella è un'arma che va bene per tutte le relazioni, quindi è una forma, diciamo, di protezione che ti porta a capire chi hai davanti, perché hai degli strumenti che ti consentono di capire che una relazione non ha i presupposti per essere sana. Quello è l'unico modo per proteggere le donne. Quando poi queste relazioni purtroppo arrivano a sfociare in crimini di varia gravità e in situazioni chiaramente di interesse giudiziario, è chiaro che la legge può migliorare, indubbiamente come tutto quello che riguarda gli esseri umani è migliorabile, ma indubbiamente non possiamo passare dall'altra parte della questione, cioè uccidere i potenziali assassini, non credo che possa essere la soluzione, sinceramente. Peraltro, ripeto, una donna maltrattata spesso e volentieri è una donna che difficilmente sarebbe in grado di mettere in campo una reazione di questo tipo, perché di solito il trauma relazionale ti depotenzia, ti confonde, ti rende estremamente poco incline a reagire. Quindi figuriamoci con una pistola in mano cosa ci farebbe? Praticamente niente. Quindi guardi, no, direi proprio che non ci siamo. L'unico modo per proteggere le donne è renderle consapevoli del loro valore e fare in modo che non accettino nessun tipo di violazione, nessun tipo di vessazione, sin da quando sono alte così. Solo così davvero finiremo di contare i cadaveri. Qualcun altro che ha proposte, non so, ghigliottina? No. Salve, buonasera. Crocefissione? No. Ok. Lapidazione? Da qualche parte la praticano? Io avrei una domanda per lei come professionista. Io lavoro nel soccorso territoriale, quindi il 118 per chi lo conosce con questo nome. Spesso e volentieri ricadiamo nel soccorso alle donne che è un po' in loop, quindi fondamentalmente donne che chiamano per una violenza domestica, interveniamo, vengono accompagnati in pronto soccorso, si fa tutto l'iter, ma poi effettivamente per questo amore tossico non vogliono essere agganciati a dei servizi, no? Quindi fondamentalmente noi continuiamo a rientrare in queste case, continuiamo a dare soccorso a queste persone. Le faccio questa domanda: come fa lei effettivamente ad un certo punto a continuare, ovviamente grazie alla sua deontologia e alla sua etica, a non dire a un certo punto vabbè, cioè se te piace, continua. Ma se te piace non c'è. No, certo. Cioè, se cosa una la persona spinge? con la mia professionalità arrivasse a dire se te piace, dovrebbe cambiare lavoro subito, perché non ha capito niente. Non è un problema di se te piace, cioè non è che gli piaccia alla vittima stare in quella condizione, è che c'è un meccanismo così profondo, manipolatorio, che ha basi radicatissime,
che non consente a questa donna di uscire da quel legame. Un po' come il tossicodipendente d'eroina. Pensate che gli piaccia perdere i denti, i capelli, avere una vita completamente sfatta, non sapere dove sei, cosa fai, l'unico pensiero è la prossima dose? Non credo che gli piaccia vivere così, no? Quindi non è un problema che gli piaccia, è che l'astinenza da quella sostanza gli crea un'angoscia così profonda che addirittura è preferibile quel tipo di condizione. Il problema è spezzare quel legame e produrre, cioè consentire a questa donna di uscire da una condizione di dipendenza profonda e destrutturante che le porta a essere riplasmate sulla scorta della narrazione del manipolatore abusante e maltrattante e a pensare che fuori da quel legame non ci sia sopravvivenza. Per questo tornano, non perché gli piace, ok? Questo, come si dice da parte vostra. Certo, ma quindi no, non mi capita mai di pensare questo. Certo, la domanda è come affronta lei come professionista questo senso magari di frustrazione, come fa? Ma guardi, normalmente quando arrivano da me cioè, non tornano indietro. Io non ho, forse mi è capitato forse 2 volte in tutta la mia carriera, quasi 27 anni di attività, che una donna tornasse sui suoi passi, perché le sostengo. E le sostengo proprio nei momenti di potenziale cedimento, quindi dipende da come si fa questo lavoro. Chiaro, voi fate un lavoro diverso, però posso dire anche questo: se voi cominciate ad andare nella stessa casa più volte, bastano 2 episodi perché si contestualizzi il maltrattamento procedibile d'ufficio. Non è che serve chissà che cosa, basta che fate la segnalazione in procura, che sono almeno 2 episodi, è maltrattamento e si procede d'ufficio. Non c'è neanche bisogno che la vittima faccia la denuncia. Va bene, grazie. Se continuate ad entrare nelle stesse case, magari fate anche la segnalazione al servizio territoriale, ai carabinieri, fatela, alla procura. E quindi, insomma, chiaro. La cosa che però continuate a intervenire nelle stesse case e non succede niente, forse qualcuno ha fermato la segnalazione da qualche parte, un po' come è successo con Pamela Genini. Quindi attenzione, perché non è normale che si intervenga più volte nello stesso domicilio con le stesse problematiche legate a maltrattamenti e la cosa non evolva in una segnalazione alla procura procedibile d'ufficio. Non è normale. Quindi, fossi in voi, magari come servizio potreste fare un protocollo d'intesa con la procura, perché può anche darsi che non sempre queste informazioni arrivino come dovrebbero arrivare, insomma, no? È possibile. Meglio una segnalazione in più che una di meno, no? Non trova? Poi se anche i carabinieri lo fanno, ben venga. Se non lo fanno, almeno c'è una rete di protezione alternativa, perché non è normale che continuate ad andare nelle stesse case e continua a succedere la stessa cosa e non c'è una presa in carico da parte dell'autorità giudiziaria, perché questa roba è maltrattamento in famiglia ed è procedibile d'ufficio. Vuol dire che non serve la denuncia perché si attivi, basta la segnalazione. Quindi qualcosa in quello che mi racconta lei mi dice che si è inceppata da qualche parte, ecco, mettiamola così. E quando però sono a rischiare sono le donne e i bambini, questo inceppamento non è tollerabile. Fate attenzione, perché nel momento in cui una di queste persone dovesse fare una brutta fine e magari voi sapevate quello che succedeva, le assicuro che guardarsi allo specchio da quel momento in poi diventa un po' complesso. Ma non è che, cioè non sta a voi convincerla ad agganciarla, voi segnalate, punto. Poi ci sarà qualcuno che ha degli strumenti diversi dal vostro per fare un lavoro di quell'altro tipo, non sta a voi agganciarla a dei servizi, sta a voi segnalare quello che succede. No, certo, però nel senso, se arriviamo, ci sono i carabinieri, segnaliamo più e più volte, nel senso, il giorno dopo io, cioè, mi guardo allo specchio e dico io ho fatto quello che effettivamente certo. Il mio ruolo e la mia competenza. Certo, ma ripeto, normalmente i carabinieri dovrebbero, una volta che ci sono più interventi nella stessa abitazione di quel tipo, solitamente, a meno che non ci siano scenari alternativi, di solito segnalano in procura perché è, diciamo, loro obbligo fare quella segnalazione, ok? Bastano 2 episodi per configurare il maltrattamento in famiglia, 2, non è che ne servono 800. Buonasera, sono Martina e ho 51 anni. Non bevo da 15 giorni, no. Non ancora. No. Niente, riporto la mia esperienza un attimo. Io sono sposato, ho 2 figli, mi ritengo una persona abbastanza forte, eccetera, ho le mie esperienze come tutti. Collaboro per tanti anni con una persona e mi accorgo
niente, che ero ridotta a una larva, cioè c'è stata una violenza psicologica a cui io mi ero abituata. Non riuscivo. Sul lavoro? Sì, Ok. non riuscivo a staccarmi, mi sono messa in discussione tantissime volte, ho avuto il supporto di mio marito, di colleghe, ma non riuscivo. E lì ho capito che anch'io, che mi ritenevo tanto forte, ero ridotta male. Questo per dire che esiste anche nell'ambito lavorativo esistono delle situazioni pericolose, delle violenze psicologiche che non emergono mai, almeno io non le avevo sentite. Ma guardi, è uno dei territori in assoluto più popolati di manipolazione e di violenza psicologica all'ambito lavorativo, purtroppo, e molto spesso nei confronti delle donne, anche negli ambienti più insospettabili c'è questo tipo di dimensione, quindi ci sta dicendo una cosa importante, ma che purtroppo obiettivamente siamo abituati, almeno nel mio lavoro, a esaminare. Ne ho viste di tutti i colori, guardi, veramente, in questi anni. E anche lì la dimensione è quella del gaslighting, quindi probabilmente questa persona nel praticare la violenza psicologica l'ha portata a dubitare così profondamente di se stessa che non riusciva a individuare effettivamente la portata e la gravità di quello che stava subendo. È questo che l'ha messa in condizione di continuare a stare lì e in qualche modo cercare di avere l'approvazione di questa persona, perché questo è il cortocircuito che si attiva. No, io l'ultima frase che poi è recente, che mi ha colpita e lì mi ha fatto arrabbiare e mi sono detta, ma allora tu sapevi tutto, è stato tu sei masochista, ti sei lasciata fare, perché lui dava ordini e io eseguivo perché non ero a casa sua. Perché ero a casa sua, per cui pensavo di fare una cosa, no, positiva, una cosa per sistemare anche l'ambiente, e invece non era così. Erano, secondo me, dei piccoli esperimenti che faceva. Ma erano richieste degradanti? E erano delle richieste di come operare in quel settore lì, quando io lo so fare benissimo. Quindi era un modo per farla sentire, metterla in discussione, farla sentire Usami inadeguata. questo, non questo, ma cose elementari, ed erano comandi. Per destabilizzarla, per non portarla a ridere dubitare forte. di sé, praticamente. Non ridere forte è una roba terribile. non ridere forte quando sei con quella persona, abbassa il tono. Oppure... Ma non capisce che erano tutti messaggi per farla sentire inadeguata, cioè una che non è neanche capace, non è manco libera di scegliere come ridere, non va bene neanche come rideva, cioè era un modo per aggredire in continuazione la sua autostima, il suo senso di sé, per destabilizzarla e quindi controllarla maggiormente. Sì, ma perché tanti anni così e non ho trovato la forza? Perché la gente è come me in tanti casi e non riesce a venirne fuori? Perché fondamentalmente lei da quel legame purtroppo traeva nutrimento, quantomeno pensava di trarlo, aveva bisogno dell'approvazione di questa persona e l'ha percepita come un punto di riferimento, quindi si è un po' legata sotto questo aspetto, perché all'inizio probabilmente si è manifestato in maniera molto diversa e ha creato in lei delle aspettative favorevoli a cui poi è difficile rinunciare, questo è l'aspetto della dipendenza. Quindi quando ha cominciato a svelarsi, quindi a mostrare il suo vero volto, lei ormai era agganciata, quindi nella speranza di riavere quell'approvazione iniziale ha continuato a subire sempre più angherie, sempre più richieste assurde, sempre più svalutazioni, sempre più manipolazione. Questo il cortocircuito si attiva in tutti i tipi di relazioni, non solo in quelle affettive. Questo è. L'aggancio iniziale ti porta a investire su quella persona perché ti ha fatto sentire unica e speciale. Quando cominciano a sentirti più unica e speciale, fai di tutto per ritornare in quella condizione. A quel punto accetti qualunque tipo di richiesta pur di riavere quella condizione iniziale meravigliosa, soddisfacente, che ti faceva sentire veramente speciale e quasi, diciamo, una versione di te potenziata, a cui poi è difficile rinunciare. Il manipolatore questo lo sa e va a centellinare le manifestazioni favorevoli in mezzo a tante altre che sono negative, che sono di svalorizzazione. Il meccanismo è questo, probabilmente è quello che ha subito anche lei. All'inizio l'ha agganciata facendola sentire, guarda, facciamo delle cose speciali, uniche, tu sei eccezionale e quant'altro, e quando lei ha cominciato a perdere quella condizione ha fatto di tutto pensando di poterla recuperare, quando in realtà non è recuperabile perché non è mai esistita, era un inganno. Il meccanismo è questo, è sempre questo. Sì, è spaventoso perché lo so. non avrei mai pensato. Ecco, tutto qua. Però la sua testimonianza è importante questa sera perché ci sta dimostrando che
Se l'aggancio è un aggancio che inizialmente è favorevole, appagante, abbagliante, anche in relazioni che non sono strettamente affettive, purtroppo il tipo di risposta è la stessa. Quindi pur di non perdere quella condizione iniziale che ti faceva stare così bene, cominci progressivamente, subdolamente, a accettare sempre di più tutta una serie di richieste che ti mettono in una condizione di attesa spasmodica, di ricerca spasmodica della sua approvazione. Appena il soggetto si rende conto che sei in quella condizione, ti devasta, senza pietà. Sì, comunque l'ho mandato a fanculo. Meno male. È il finale che preferisco. Che cosa l'ha spinta a interrompere questo cortocircuito? Cosa è successo? Perché poi si è arrabbiato un pochino lui, no? E perché mi ero accorta che era una cosa tossica, perché anche la musica non andava bene che mettevo, perché era tutto sbagliato. E poi però io a casa ho una famiglia solida, ho mio marito, me l'aveva sempre detto, però mi lasciava fare, sbattere la testa lo stesso, finché ogni giorno Quindi quando l'hanno andavo... aiutata a comprendere che quello che stava accadendo non era normale. Sì, ma lui vivi lascia vivere, lui osserva, no? E vabbè, se osservava un po' di meno, magari agiva un po' di più, non era Non male. poteva, no, perché non glielo permettevo io. Vabbè, però a un certo Assolutamente. punto gli ha fatto un po' da esame di realtà, fondamentalmente, no? Sì. E lei è riuscita a, in qualche modo, interrompere questo incantesimo Perché malevolo. poi succede che tu hai i segni e i sintomi, no? Cioè cominci a... Stava male? Cominci a diventare stitica, cominci ad aver prurito, cominci ad avere sudorazioni, cominci a star... il corpo parla, no? Certo che il corpo parla, E lì molto prima della mente per Esatto. certi versi. E lì ho detto no, questo mi ammazza. Quindi stava cominciando ad ammalarsi. E questo per fortuna l'ha fermata, meno male. Ah sì. Sì, quindi anche nel lavoro, insomma, c'è questa Sì, però realtà. ascolti, lei è stata esposta a un trauma relazionale, perché quello che ci ha raccontato è un trauma relazionale, quindi Sì. attenzione, perché sta roba non si è spenta, ok? È sempre lì, pronta a essere riagganciata, quindi bisogna fare un lavoro su sta roba qua. Se no il rischio di avere un'altra volta, un'altra situazione in cui se qualcuno la riaggancia con la stessa modalità, la riporta nella stessa dinamica, quindi attenzione. Ma infatti ho pensato a quello che aveva detto prima e ho detto, beh, speriamo che non mi risucceda. Aspetta che vado, le giornate che do nelle varie strutture, magari do una giornata per ogni struttura, no? In modo da non cadere. Faccia attenzione, perché devo fare attenzione. Questo aspetto un po' l'ha esposta, è come essere esposti comunque a un virus, ce l'hai dentro. Magari sei riuscita a sconfiggerlo e a renderlo inerte, ma è lì. E bisogna fare molta attenzione. Ok, grazie. Buonasera. Buonasera. Io volevo farle una domanda perché in realtà è successo anche a me. Diciamo che io ho avuto una relazione abbastanza problematica dove ho fatto l'errore che lei aveva detto di non fare all'inizio, cioè fare un figlio, che per me ovviamente non è un errore, però comunque sono stata spinta da tutte queste cose. Beh, diciamo che la scelta non è stata una scelta libera. Ecco. No. Però io mi sono fortunatamente resa conto quasi subito di tutto questo, perché intanto vengo da una famiglia con dei sani principi e quindi questo mi è stato veramente d'aiuto. Secondo, io ho 2 palle grandi come una casa. Ovaie. Ok, ovaie. Non ci servono le palle, ci bastano quelle. Vedi il patriarcato anche qua? Perché ti rende speciale avere delle palle. Una donna con le palle è una roba oscena. Dai. No, hai ragione. Lo ritengo qua. Le ovaie, abbiamo quelle, ci bastano. Sì, okay? sì. Anche comunque l'istruzione, anche dove lavoro io hanno fatto un corso sull'antiviolenza, la Magnolia c'è stata, e ad esempio anche io in quel momento quando parlavano ho avuto rossori, attacchi di panico eccetera, quindi mi sono resa riattivato il conto, trauma. esatto. Però devo dirle anche una cosa, io sono andata da un avvocato per riuscire a circoscrivere il tutto, che era più psicologico piuttosto che fisico. Sono andata anche a denunciare in realtà un avvenimento e devo dire la sincera verità, da ragazza giovane e mi ritengo anche sufficientemente abbastanza intelligente, io ho trovato il nulla,
Cioè anche il mio avvocato donna, che io poi ovviamente ho cercato poi successivamente di cambiare, quando io ho iniziato a parlarle anche di qualche magari frase che diceva lei, che io l'ho sempre seguita, o del centro antiviolenza, o di quello che mi succedeva, mi rispondeva: ma smettila, adesso tutte voi ragazze nuove di oggi, tutto questo narcisismo, per voi l'uomo è solo narcisista. Cioè, questa propaganda positiva... Beh, diciamo che non hai beccato l'avvocato giusto. No, lo so e l'ho capito fortunatamente, però Anzi, anche... è preoccupante che una così lavori. Però anche tra di noi, purtroppo, è intrinseco anche sotto questo punto di vista. Cioè noi, e grazie a lei, comunque anche lo Stato italiano e qualsiasi altra forma di educazione, cerchiamo di distoglierci da questo percorso. Ma dall'altra parte c'è un'altra onda che arriva, Ma lo so. che è... lei cosa consiglia? Cioè secondo lei cosa si potrebbe fare? Perché a parte cambiare l'avvocato e toglierle comincerei da cambiare l'avvocato sicuramente, laurea, però è difficile. però adesso molto più che in un recente passato anche nell'ambito legale ci sono avvocati specializzati su questi temi che sono in grado di riconoscere l'abuso narcisistico, il trauma relazionale e che sono anche in grado di scrivere atti dove questo tipo di eventi viene ampiamente illustrato in maniera convincente. È un percorso che ancora non è propriamente, diciamo, giunto a termine, indubbiamente, ma ora si parla di violenza psicologica in maniera più mirata e ti assicuro anche in maniera molto più centrata. Io mi sono trovata recentemente in un procedimento che si è concluso con la condanna di questo soggetto a 19 anni di reclusione per istigazione al suicidio, con argomentazioni di natura psicologica prevalentemente, quindi erano abusi psicologici che abbiamo corredato di riscontri, abbiamo collegato in maniera univoca la scelta di uccidersi di questa ragazza in un contesto in cui c'era una dimensione di trauma psicologico e di abuso narcisistico sistematico, quindi qualcosa è cambiato. Ora è un percorso anche questo di sensibilizzazione che riguarda il mondo sia investigativo che giudiziario in senso stretto, ma indubbiamente rispetto a un recente passato adesso di questo si parla. Ancora non in maniera così diffusa come ci piacerebbe credere. Il grosso problema che abbiamo ancora oggi sono le CTU genitoriali, perché molti miei colleghi di sta roba non ci capiscono niente anche lì volevo e arrivare. prendono delle cantonate spaventose esponendo questi bambini a genitori non solo immaturi ma pericolosi. Anche il discorso I 2 bambini di morti Muggia, ammazzati 2 esatto, settimane ecco. fa ce la dicono lunga sul fatto che purtroppo evidentemente le problematiche di questo tipo vengono sottovalutate. Però infatti tanto lo dicono, cioè dicono Però, ma il bambino ripeto, non oggi deve come decidere, oggi il bambino- puoi avere la possibilità di rivolgerti a professionisti che invece sta materia la praticano e la conoscono e ti possono sicuramente aiutare. Sì, questo sì, la ringrazio, però comunque è difficile anche per chi lo dice. Lo so, perché se non hai davanti una persona che comprende queste esatto. dinamiche rischi di sentirti un'altra volta una povera pazza che si inventa le cose esattamente come ha cercato lui di convincerti di essere, quindi è chiaro che è un'esperienza profondamente destabilizzante, certo. Ok, grazie. Buonasera, io volevo chiedere, il figlio di un genitore narcisista, quando si può capire se diventerà come il genitore o se si può arginare questa cosa? Beh, allora, indubbiamente non è che necessariamente avendo un genitore narcisista a tua volta tenderai a diventare narcisista, ci sono buone possibilità, questo sì. Narcisisti non si nasce, lo si diventa perché si è esposti a scenari primari di attaccamento e quindi modelli di attaccamento, quindi legati alle figure primarie, madre e padre, disfunzionali. Un padre narcisista sicuramente può produrre tutta una serie di traumi relazionali nel bambino, in qualche modo piegarne lo sviluppo in fase evolutiva e spingerlo a assumere su di sé un falso sé per difendersi dalle pressioni negative di un padre profondamente svalutante o profondamente, diciamo, manipolatorio. Quindi la possibilità di sviluppare delle personalità non particolarmente solide con genitori narcisisti, diciamo che è molto elevata. Ora, che prenda necessariamente la strada del narcisismo non è detto, perché molti sviluppano tratti dipendenti, proprio perché tendono a pensare che solo sacrificandosi per il genitore narcisista possa essere allora visto e considerato adeguato, quindi tendono a entrare in un circuito di natura anche, diciamo, opposta al narcisismo, quindi non è detto che necessariamente si sviluppi una personalità narcisistica, è possibile, assolutamente probabile, ma non necessariamente così. Diciamo che un figlio di un genitore narcisista difficilmente però esce dall'esperienza senza subire danni, che poi possono essere danni più o meno devastanti, più o meno reversibili, più o meno in qualche modo affrontabili, un altro paio di maniche, dipende da tanti altri fattori.
Diciamo che già intorno ai 3-4 anni i primi segni evidenti di un nucleo di personalità disfunzionale si vedono già. I bambini che tendono a sviluppare una personalità narcisistica sono bambini che non giocano con gli altri bambini, competono con gli altri bambini, non mettono in condivisione i giochi, mostrano i giochi che hanno per far vedere che loro hanno delle cose e gli altri no, quindi hanno bisogno di sentirsi migliori degli altri anche nell'interazione più precoce. Non hanno empatia, non sviluppano relazioni sane, controllano le relazioni con gli altri bambini, si fissano su un solo bambino e guai se quel bambino o quella bambina va a giocare con gli altri perché diventano delle belve. Ecco, questi segnali qua torturano, fanno del male agli animali di casa e in qualche modo non si pentono, anzi ricercano la sofferenza perché li nutre, li fa sentire forti. In tutti coloro che hanno in qualche modo accesso a loro, compresi gli animali domestici. Ecco, questi segnali sono chiari segnali di una personalità altamente disfunzionale che può evolvere in chiave narcisistica o anche peggio. In questo caso solo l'aiuto di un professionista Sì, può... assolutamente sì. Grazie. Ma bravo anche, di quelli bravi, quindi non è facilissimo da trovare. No, nel senso che se un bambino ha questo tipo di tratti è bene immediatamente rivolgersi a un professionista della salute mentale dell'età evolutiva, immediatamente, vuol dire immediatamente. Perché non è detto che ci sia margine per intervenire in maniera funzionale. Una volta che il nucleo, diciamo, personologico si instaura e normalmente entro i primi 3 anni la base della nostra personalità si consolida, dopodiché intervenire a mano che passa il tempo è sempre più critica la questione. Io tutto questo lo spiego ampiamente nel mio ultimo libro pubblicato per Rai Libri che si chiama L'epoca della rabbia, ragazzi che uscirono dall'ombra di Narciso. I primi 2 capitoli tratteggiano proprio l'evoluzione della personalità narcisistica dalla prima infanzia all'adolescenza, con tutti i segnali che possono essere colti. Buonasera, sono qui. Io conosco un paio di persone che secondo me hanno un rapporto con il compagno che è manipolatore e nutrono le loro paure e gli fanno anche terra bruciata intorno, in modo tale che le persone che noi volevamo bene non riusciamo più ad avere anche un dialogo con queste donne, sono tutte 2 donne, proprio per questo. C'è una possibilità da parte nostra o finché la donna non se ne rende conto? Allora, l'unica cosa che potete fare realisticamente è non perdere i contatti con questa persona, quindi anche se sono un po' più rarefatti, un po' più difficoltosi, l'importante è non perdere i contatti. Poi mi arrivano proprio delle porte addosso anche, proprio chiuse in faccia. Se così è, temo che possiate fare molto poco. L'unica cosa che potete fare è far passare un messaggio. Quando vorrai e se vorrai noi saremo qui. Poi non si può obbligare una vittima a uscire da questo tipo di circuito. E parliamoci chiaro, non possiamo salvarle tutte. È chiaro che la vittima deve fare la sua parte. Quel click iniziale, quel mettere in discussione il legame deve partire dalla vittima. A quel punto possiamo lavorarci, altrimenti no. Grazie. Ok, direi che possiamo completare la nostra serata. Grazie a tutti. Solo io? No, posso solo una cosa. Un'altra domanda. Veloce. Dai. Solo una cosa veloce. Ci Veloce, lasci. dai. Con il tuo libro, L'epoca della rabbia. Sì. Che messaggio ci vuoi lanciare? Beh, siate vigili, non sottovalutate la situazione, non sperate che certe condizioni passino da soli, dovete essere molto più incisivi nella vita dei vostri figli, hanno bisogno di adulti che prendano atto delle problematiche che hanno e le sappiano gestire. Non abbiate paura di affrontare il lato oscuro, ce l'hanno anche loro e hanno bisogno di un adulto che li supporti e li accompagni nell'esplorarlo. Grazie. Allora Roberta, per me è stato un piacere, per noi sicuramente, visto anche il numero di persone, averti Grazie. qui. E almeno un ricordo, così forse invece di andare in Sardegna torni a Caorle, va bene? Mi sembra improbabile. Prima ma va bene, gliel'ho detto. Questi sono i libri che voi regalate a tutti No, quelli c'è che passano scritto di qua. non proprio a tutti, c'è ok. scritto semplicemente Che Caorle, come ti spiegavo. Che fortuna ma proprio. tu sei proprio selezionata. Davvero. Poi attenzione. Un buon motivo per lasciarlo in hotel, grazie. Smettila. Grazie Roberta. Prego. Grazie. Grazie a voi, grazie a tutti.